La Valdastico Nord asfalta tutti i dubbi e tira dritto. Un'autostrada che oggi si può misurare in polemiche o in chilometri, ma in un caso o nell'altro sbocca all'uscita di Rovereto. Ed il Trentino adesso finalmente dice sì. Tutti i nodi si sciolgono proprio quando la Valdastico Nord sembrava una strada senza via d'uscita. Venezia, per sbloccare le ruspe, aveva pensato a una tratta solo veneta, ma il Consiglio di Stato aveva bocciato il progetto e il Ministero dei Trasporti aveva chiesto a Veneto e Trentino di individuare una proposta unitaria. Ciò che sembrava impossibile oggi diventa possibile con la provincia autonoma di Trento, guidata dalla nuova giunta a trazione leghista, che trova similitudini strategiche e affinità politiche con la regione Veneto del governatore Luca Zaia. Un progetto condiviso finalmente c'è. Il piano che il presidente trentino Maurizio Fugatti ha portato all'incontro tecnico a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede di far ripartire la Valdastico Nord laddove oggi si spegne a Piovene Rocchette, per poi innestarsi sull'autostrada del Brennero, la A22, all'altezza di Rovereto Sud. In tutto 40 chilometri, di cui circa 7 all'aperto, 1,5 su viadotto e addirittura 32 in galleria, vale a dire il 78,5% del tracciato. E come insegna la TAV, è sul Foro dei Monti che s'annunciano le future battaglie ambientaliste e gli scontri ideologici tra partiti. La Valdastico Nord però oggi tira dritto perché entro il 10 aprile le regioni Veneto e Trentino si sono impegnate a formalizzare un'ipotesi complessiva in modo che il Ministero possa procedere con le sue valutazioni sia sul merito della nuova ipotesi sia sull'adempimento degli impegni contrattuali dell'attuale concessionario, vale a dire la società A4 Brescia-Padova. Quel che è certo è che la Valdastico Nord rischiava di spegnersi nel nulla e invece oggi finalmente si riaccende, recupera un senso, una direzione, recupera un obiettivo.